Sono riusciti ad incontrarlo nella sede della Protezione Civile del Veneto a Marghera ed hanno incassato il sostegno peraltro già manifestato. I lavoratori della CC di Mel nel Bellunese, un'azienda metalmeccanica al centro di una vertenza molto delicata, hanno potuto scambiare un paio di riflessioni con il presidente del Veneto, Luca Zaia. La nostra vicenda è molto grave, la nostra vicenda finirà, la nostra vertenza, il lavoro di questi lavoratori finirà il 2 giugno. Abbiamo purtroppo questa data storica o fatidica che è la festa della Repubblica e qui la festeggeremo chiudendo i cancelli di un'azienda storica decennale del Bellunese, un'azienda sana, un'azienda che produce con il 38% in più di fatturato quest'anno e dovrà chiudere. Noi lo stiamo definendo, ormai è una parola storica, questo è un omicidio industriale. Si sta ammazzando un'industria, una fabbrica sana. Che ci dicano intanto che il Veneto difenda i propri cittadini e le proprie cittadine, li difenda attraverso il sostentamento di ACC e il modo per sostenerlo c'è, lo troviamo, facciamo un tavolo domani mattina con il presidente Zaia, con l'assessore, con Veneto Sviluppo e la soluzione la troviamo. E poi il governo intervenga e dica chiaramente cosa vuole fare di questa azienda, perché non stanno risolvendo una crisi che sia industriale. Questo è il governo dei migliori, che lascia solo i lavoratori e lavoratrici. Questi lavoratori e queste lavoratrici hanno tenuto aperto l'azienda per un anno senza un centesimo di aiuto. Guambao ACC ha come imprenditore lo Stato ci ha detto il suo progetto che è Italcom. Ha detto ai lavoratori, e i lavoratori l'hanno fatto, i sacrifici straordinari, decurtazioni di stipendi e quant'altro, e adesso ci viene a dire che stava scherzando. Noi vogliamo sapere da Zaia adesso se condivide lo scherzo del governo oppure condivide la protesta dei lavoratori che hanno diritto di venire ascoltati perché i patti vanno rispettati. La promessa di Italcom è stata fatta dal governo e noi non l'abbiamo neanche chiesta.